Con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, la Regione del Veneto ha supportato più di 12.000 progetti di crescita e sviluppo sociale e economico del territorio, con un sostegno finanziario pari a 546,4 milioni di euro. Il programma si articola in 6 assi prioritari. L'asse 1, ricerca, sviluppo e innovazione, con più di 1.000 progetti realizzati e un sostegno economico di 148,6 milioni di euro, interessa il sostegno all'aggiornamento tecnologico delle imprese, permettendo per esempio il miglioramento di un sistema di visione artificiale, lo sviluppo di un sistema innovativo di irrigazione per il verde pensile e l'avvio di una start-up specializzata nell'erogazione di servizi tramite robot sociali. L'asse 2, agenda digitale, ha visto 35 progetti finanziati e un investimento di 46,2 milioni di euro, che hanno riguardato principalmente l'apertura di nuovi Innovation Lab e il potenziamento della rete dei centri P3A nel territorio. L'asse 3, competitività dei sistemi produttivi, ha supportato il potenziamento di prodotti e servizi e ha rafforzato la crescita delle imprese sul mercato grazie a diverse iniziative da macchinari, parchi tematici e percorsi fluviali, il sostegno alle imprese del settore cinematografico e audiovisivo e la riqualificazione di strutture ricettive. Il tutto con un finanziamento di 192,7 milioni di euro e più di 10.000 progetti avviati. L'asse 4, sostenibilità energetica e qualità ambientale, ha visto 210 progetti avviati e finanziati, con una dotazione di 45,8 milioni di euro. Fulcro dell'asse è la razionalizzazione dei consumi energetici delle infrastrutture pubbliche, l'aggiornamento energetico di diverse strutture e la promozione dell'efficienza energetica delle imprese, grazie all'acquisto di impianti di ottimizzazione dei processi produttivi. L'asse 5, sicurezza sismica e idraulica, promuove, grazie ai 54 progetti messi a punto e sostenuti da un finanziamento pari a 45 milioni di euro, la salvaguardia del territorio e della popolazione con progetti come la realizzazione di un bacino di laminazione, il miglioramento del comportamento sismico e l'adeguamento sismico di diversi edifici come scuole e teatri. L'asse 6, sviluppo urbano sostenibile, grazie ai 57 progetti sviluppati e realizzati tramite una dotazione finanziaria di 57,9 milioni di euro, ha permesso la realizzazione di nuovi servizi digitali per cittadini e imprese, il rinnovo del parco mezzi, oltre che l'aumento degli standard di accessibilità, sicurezza e comfort del trasporto pubblico locale. Con questi progetti è stato possibile il recupero di strutture residenziali pubbliche per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per i cittadini più svantaggiati. Per maggiori informazioni visita il sito www.regione.veneto.it/Porfesra.